sai cos'è successo a Jimmy? Cos'è successo a Jimmy? Ma dov'è Jimmy? Tutti a domandare che fine ha fatto Jimmy. Ma chi cazzo è Jimmy? Lo so che tu non sei Jimmy, non è il tuo nome. Ma tutti quelli che fanno domande si chiamano Jimmy. Vuoi sapere che fine ha fatto Jimmy? Molto semplice, ha vinto un bellissimo viaggio. Vuoi vincere anche tu un viaggio? Iscriviti al nostro club e partecipa alla raccolta fondi Party Time. Party Time, la serata che fa per te. Non devi pensare a niente, assolutamente niente. Ti devi divertire qua, è una bellissima festa. Ti devi fare solo i cazzacci tuoi. Come faccio a essere così bello? Ma io non sono bello, non lo sono mai stato. Qual è la mia dieta? Qual è il mio regime? Ma nessuno, io faccio semplicemente una vita pulita. Anzi, direi pulitissima, questo non mi rende bello, ma mi rende felice. Non sono mai stato così felice. Merito del nostro club. In passato mi sono iscritto a molti club di tennis, di nuoto, e lì ho conosciuto la maggior parte dei miei amici. Adesso credo che la maggior parte di loro siano morti. Sì, credo che siano morti quasi tutti. E no, non mi dispiace, no. Perché credo che più della metà mi stesse antipatico. E non stare ad ascoltare quello che dicono quegli altri coglioni di altri coglioni. Non c'è niente in giro. Ci siamo solo noi. C'è solo il nostro club. Divertiti. Ma d'altronde a cosa servivano? Niente. Era un club senza morale. Invece il nostro club si basa su valori fondamentali, imprescindibili, rigorosi. Il nostro club è tutto. Oh sì, Jimmy è morto. Sei arrabbiato con me? Sì, potremmo uccidervi tutti, ma adesso voi tornate a casa e state zitti. Potremmo soffocarvi tutti in un istante. Oppure potremmo ficcarvi un bastone su per il culo in mezzo alla strada e lasciarvi morire là. Grazie infinite davvero. Io credo che stasera qualche ospite non riuscirà a raggiungerci a causa del traffico e questo è un problema che stiamo cercando di risolvere. Mi dispiace, ma devo essere onesto con voi. Questa sera abbiamo cominciato una sorta di rastrellamento. Sì, noi crediamo che questo paese abbia bisogno di un po' di pulizia. Crediamo che i servizi debbano funzionare normalmente e noi stiamo insistendo su questo. Abbiamo insistito, insistiamo e lo stiamo facendo anche ora. Noi crediamo che i cittadini abbiano diritto di potersi muovere in questo paese tranquillamente, sia per il lavoro che per il tempo libero. Tutti i servizi saranno ripristinati al più presto. Questo ve lo garantiamo. È stato bellissimo trovarvi qua. Straordinario. E adesso godetevi il party time. Noi dobbiamo farlo funzionare questo paese come un orologio. Ci vuole tempo per fermare questo casino, ma noi ce la faremo. E vi dirò di più. Noi vogliamo la pace. Una pace duratura. Una pace d'acciaio e la otterremo. Una pace tesa come un tamburo, senza proteste, senza correnti. E noi la otterremo, ma ci vuole questo. Potevi iscriverti al club, raccontare di quanto è bello il nostro club, di quanto belle sono le luci, la gente, la musica. E invece hai fatto tutte quelle domande. Perché? Portarmi a discutere. E adesso tu farai il tuo bel viaggio nella tua valigia.
Oh, non ti preoccupare, non porterai nulla che non sia necessario. Abbiamo una dozzina di opzioni per ucciderti. Potremmo soffocarti all'istante, oppure ficcarti un palo su per il culo, oppure... Oh, sono sicuro che questo ti piacerà molto. Farti morire lentamente con la più dolce ed estenuante sollecitazione sessuale. Credo che questo ti piacerebbe molto. Sì. Ciao, Jimmy. A volte odo delle cose, poi più niente. Avevo un nome, era Jimmy. La gente mi chiamava Jimmy, era il mio nome. A volte odo delle cose, poi più niente. Quando tutto è silenzio, sento il mio cuore. Quando quei terribili rumori giungono, io non sento niente. Non sento, non respiro. Sono cieco. Poi tutto tace. Sento il battito di un cuore. Magari non è il mio cuore. Magari è il cuore di qualcun altro. Cosa sono io? A volte sbatte una porta. Sento delle voci, poi più niente. Tutto si ferma tutto si chiude completamente, si chiude tutto, si chiude completamente. Non vedo più niente, mai più niente. Il fatto è che il nostro club vale esattamente quello che costa e oggi come oggi è una cosa assai rara. Metti la mano nel portafogli, tiri fuori il denaro e ottieni quello che paghi. Il nostro club è eccezionale, tutto placcato oro. Dal servizio all'illuminazione, dalla clientela alla musica c'è atmosfera. Il nostro club è speciale, soprattutto le serate party time. Noi ti aspettiamo. Da noi non accade mai niente di volgare, non succede mai nulla che non debba accadere. E se accade, prendiamo quella gente per le palle e gli diamo un bel calcio nel culo. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. Con il culo, con gli occhi, ciao.